Allora, finalmente, dopo esserci inseguiti su Instagram, Desiree Popper all'Hot Corner qui a Monte Carlo. Come stai, Desiree? Ciao a tutti, ciao. Tutto bene, tutto bene. Sono contenta di finalmente conoscerti di Infatti, perché persona. poi su Instagram ci mandavi messaggi, cuori, cose così, e finalmente... Grande sostegno, ma Esatto, esatto. personalmente è la prima volta. Esatto, noi di Hot Corner ti seguiamo da sempre e volevo proprio partire da qui. Com'è stata l'esperienza con Mare Fuori? Che insomma è stata una serie anche un po' spartiacque per te, o no? Sì, sì, è stato. Adesso anzi abbiamo iniziato già la seconda stagione, quindi vuol dire che è andata molto bene e per me è stato appunto, come hai detto te, primissima esperienza in una fiction, è stato un personaggio bellissimo Sì, il che personaggio di Consuelo, molto sì, bello. mi ha divertito tantissimo perché mi ha fatto proprio ricordare la Desiree che è arrivata qui tantissimi Fantastico. anni fa, lasciamo stare quanti anni. Quindi sì, con un grandissimo sogno di diventare attrice, quindi mi sono divertita tantissimo. Ci hai messo un elemento biografico comunque, Sì, sì. ti ha aiutato? Sì, mi ha aiutato e mi ha reso, cioè non si può dire mai facile, no? Però mi ha appunto, sì, abbiamo tante cose in comune. Invece ti abbiamo vista anche in una cosa totalmente diversa, anzi proprio un altro mondo, che era Divorzio a Las Vegas Sì. con Giampaolo Morelli, Sì, Andrea De Logu, insomma. Tognazzi, E lì sì. invece è stata divertente. Sì, lì è come era stato, anche lì è Siete stato, andati a Las Vegas? sì, Proprio. siamo stati tanti giorni a Las Vegas, è stato anche lì molto divertente, ma per me avere la possibilità di lavorare e anche conoscerli umanamente, perché stando a Las Vegas insieme degli attori così Gianmarco Tognazzi, sì, grandissimo. così grandi e insomma pieni di esperienza, anche Ricky Memphis, Ah, sì. delizioso, una persona squisita, quindi è stato anche lì molto, mi sono sentita molto fortunata di aver preso parte di questo progetto. Senti, adesso stai in un altro progetto, non possiamo dire troppo perché è top secret, Sì. il titolo possiamo dirlo. Sì, Sopravvissuti, anche questo sarà una fiction Rai e ancora non sappiamo quando andrà in onda e anche lì tutta un'altra cosa, completamente diverso, è stato super divertente, molto. Sono tutte esperienze che poi ti fanno crescere anche come attrice, no? Il tuo percorso già sta cambiando molto. Sì, guarda, io per quanto riguarda me credo che ogni progetto, ogni esperienza ti cambia un pochino, no? Cioè cresci e quindi appunto mi ritengo di nuovo, so che ripeto sempre, ma mi ritengo molto fortunata perché Sopravvissuti abbiamo girato per praticamente 8 mesi. Dove? A Genova avete girato tanto Sì, anche? abbiamo fatto un po' a Genova e un po' a Roma in un teatro e lì è stata un'esperienza che io dico c'è una Desiree prima di Sopravvissuti, di Carmine Elia che è il regista e c'è una Desiree dopo, quindi Inizia un altro viaggio. sì. Senti, siamo qui al Festival della Comedy, quindi la domanda d'obbligo è: qual è la tua commedia preferita, quella che ti fa ridere di più, quella che continui a rivedere quando sei triste? Allora, a me piace moltissimo Sordi, tanto. Verdone, vabbè, quello penso che sia un po' il sogno di quasi tutte, o se non tutte le attrici di poter lavorare Piacerebbe fare un ruolo comico sì, in cui fai... sì. E vabbè, Patrice Leconte mi piace ti piace, tantissimo, sì. sì, infatti l'anno scorso sempre qui al festival Grande maestro. c'è stato, io lì per lì gli ho detto Patrice, io ci sono anche gratuitamente, vengo. Piccolino, Patrice, basta anche due pose. Sì, no? sì, sì, Questi, quindi sordi e Verdone ti fanno... Sì, ti sì. fanno- Invece l'attrice comica che ti fa più ridere, che Allora- non necessariamente comica. Allora, Michele Ramazzotti mi piace tantissimo, tanto, proprio come attrice 360 gradi mi piace tantissimo. E adesso da poco ho scoperto Caterina Guzzanti Ah, beh, e per me anche lei, grande personaggio, fantastica, sì, sì. sì. Quindi Quindi ti piacciono comunque le attrici comiche, ti piace la dimensione sì, leggermente sì, comica? la gente non sa perché No, io perché infatti fino adesso ti abbiamo visto o appunto in... sì, io ho studiato teatro in realtà, quindi mi è capitato di fare qualche commedia a teatro e la gente non sa, ma fare commedia è molto più difficile che
fare un le dramma. cose un po' più serie, perché ci sono tutti i tempi. Poi No? se sbagli i tempi di una battuta non fa ridere nessuno. E poi quello anche che le persone non sanno è che i tempi non te lo insegna, cioè non te li insegna nessuno. Cioè o ce l'hai È vero, è vero. o non ce l'hai, capito come? Che è una delle grandi lezioni degli attori e delle attrici comiche, cioè Eh. o ci sei o... Oppure puoi studiare quanto ti pare, ma se non hai quell'accorgimento lì, quel sentire il pubblico, sentire i tempi. Sì, senti come la reazione proprio, anche, Sì, no? L'umore sì. del pubblico che hai davanti. Senti Desi, ti faccio l'ultima domanda che è un gioco, insomma, qui noi al Dot Corner vedi, ci piace giocare. Ti suona lo smartphone, è il nome di un regista che ti chiede di lavorare con lui, chi vorresti che fosse? Oddio, che bella domanda, che bella Vai, situazione. adesso devi rispondere. Allora, devo dire uno a uno, cioè proprio Sì, dai, posso un po'. ma sì, dai, poi... Allora, mi piace tantissimo Muccino, tantissimo, però cioè, salterei di gioia se mi chiamasse Stefano Sollima, Ah, vedi? perché è il tipo di cose che ti piace? Sì, sì, mi piace come racconta delle storie, cioè ha un suo sapore, per cui Stefano Sollima, se mi chiama Vabbè, quindi piango rispondi, subito. Stefano, se vede il tuo Piango. nome sul telefono, anche una mail va bene però. Ma sì, Nel caso non è che ci sì, faccia un problema, sì. infatti, dai. Anche la mail, dai, non me la prendo. Perfetto. Desiree Popper all'Hot Corner, grazie mille Desiree. Grazie a te, sono contenta di averti conosciuto.